Buongiorno a tutti ragazzi, quindi diciamo che il 2020 inizia nel migliore dei modi, tanto per dire. In effetti ragazzi, forse è caduto, diciamo, un meteorite e diciamo che forse la parte che ha colpito sarà forse, dico forse perché non si sa ancora precisamente, l'Emilia Romagna. Quindi diciamo che non è che è caduto proprio un asteroide, bensì un frammento di un asteroide. Quindi dicono che secondo i calcoli, ragazzi, di cercare vicino a paesino di Svetro, pochi chilometri a nord-ovest di Cavezzo, quindi Modena, quindi in piena pianura padana. Diciamo che hanno detto giustamente di non toccarlo con le mani, se trovate qualche frammento di avvertire giustamente le autorità, non toccatelo con le mani. Quindi diciamo che questo bolide che si chiama IT 2020-01-101 trattino T182654, diciamo è il bolide che è passato, l'asteroide che è passato sopra i cieli, diciamo. Poi forse si è staccato un pezzettino ed è caduto appunto in Emilia e Romagna. Questo è accaduto il 1° gennaio alle 18:26 e ben 8 telecamere, diciamo, della rete che vedono giustamente gli asteroidi e tutte queste cose qui hanno registrato questo fenomeno, diciamo così. Quindi diciamo che oltre ai dati che hanno in possesso hanno avuto anche decine di segnalazioni, quindi parecchie persone hanno visto questo bolide sfrecciare nei cieli dell'Italia, quindi diciamo sono state segnalate dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana e ancora stanno continuando le segnalazioni, quindi diciamo che il bolide è stato osservato per la prima volta a 76 km di quota, poi a 12 km, poi diciamo ha incominciato il processo di disgregazione e poi l'ultima volta è stato osservato a 21 km dalla Terra, poi il bolide è scomparso dai radar. Quindi, tuttavia, comunque dicono che secondo loro qualche frammento è riuscito ad arrivare al suolo, quindi diciamo che la zona interessata è questa qui, il paesino di Svetro, pochi chilometri a nord-ovest di Cavezzo, Modena, in pianura padana, quindi in piena pianura padana. Quindi se qualcuno si imbattesse in un piccolo sasso ricoperto da una patina scura, dicono, con gli angoli un po' smussati, lo devono segnalare a Prisma oppure a un'autorità, diciamo, locale, quindi protezione civile, oppure potete mandare un'email a prisma-po inaf.it per vedere se si tratta di un sospetto meteorite. Quindi vanno fatte poi analisi in laboratorio e dicono che non vale nulla, quindi deve essere prima classificato e poi può valere anche qualche cosina, ragazzi. Quindi i proprietari giustamente dicono siete sempre voi, quindi se lo trovate lo classificano e poi se volete lo vendete, come dicono loro. Quindi l'importante è che non lo tocchiate con le mani, quindi prendete un foglio di alluminio, dicono, lo prendete e lo mettete in un vasetto, diciamo, lo chiudete e poi chiamate, come ho detto io, a Prisma, chiocciola bassa, appunto, Prisma, chiocciola trattino basso, poi, chiocciola inaf.it. Mandate una foto così se qualche cosa quelli vengono fino a casa e se lo vengono a prendere. Poi se sarà un asteroide poi lo potrete anche vendere volendo, quindi però deve essere prima giustamente catalogato, quindi diciamo che fotografate, ciao, avvocate il meteorite prima di raccoglierlo, mettetelo con un guanto di alluminio in un vaso pulito di vetro e mettete, diciamo, in quei vasi con il tappo di gomma e lo chiudete. E poi giustamente chiamate a Prisma. Questi qua verranno fino a casa e se lo vengono a prendere. Quindi questo è quello che vogliono in effetti, perché sicuramente è caduto un pezzo di meteorite in Emilia Romagna, quindi la zona è quella lì.
è caduto allora, aspetta, a Disvetro, a nord-ovest di Cavezzo, a Modena. Diciamo che lì il calcolo è stato fatto lì, che ci sta lì qualche pezzo di meteorite, in effetti. In effetti un asteroide è passato il 1° gennaio alle 18:26 e le telecamere, diciamo, della rete di Prisma che appunto loro osservano, sì, sì, stanno, diciamo, registrando, hanno registrato questo pezzo che è caduto. Non si sa l'esatta posizione, però si sa dove. Quindi hanno detto se lo trovano, se lo mandano al laboratorio. Quindi poi, una volta che è stato catalogato, ragazzi, avrà pure un valore, però adesso se lo trovate non ha valore, dice, quindi non serve a nulla. Quindi una volta catalogato, poi dopo potrete anche venderlo se volete, oppure regalarlo a un museo, oppure fare che cosa volete voi. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata. Sì, sì, zona di salumifici, eh. Sì, sì, ma quello sarà secondo me 5-6 centimetri tutto il casino affinato, come dicono loro. Quindi sarà tipo un pugno della mano, tanto per fare capire. Però giustamente quelli lo vogliono analizzare e tutto, quindi dopodiché, una volta che l'hanno catalogato, poi uno lo può pure vendere. Ricordiamoci che tante persone hanno trovato meteoriti che valevano un sacco di soldi e poi li hanno venduti, però giustamente dicono loro, se non lo cataloghiamo, allora fate insieme a mangiare la mortadella. Quindi è capace che dietro una mortadella ci arriva un pochino di meteoriti. Ciao, andò bene, bene. Dolori? Mi dispiace proprio, andò. Purtroppo è un guaio, quindi il 2020 è cominciato proprio bene bene, diciamo, tanto per dire. Qui a Salerno oggi è una giornata normale, non fa né freddo né caldo, è una giornata scema come dico io, però non fa freddo, anche stavolta dicono che questo mese farà caldo, ma va a capire qua più giorni passano e più le cose sono strane, quindi hanno detto che sarà un gennaio caldo, ma vedremo, stanno facendo il pari e dispari. Sì, vabbè, rispetto diciamo agli altri giorni, oggi fa meno freddo. 4 pillole di morfina, sono parecchie. Quelli purtroppo, se sono sciatalgie, queste cose qua, cervicale, tutti sti nervi, quelli sono sensibilissimi a tutto proprio. Quindi se si tratta di nervi spinali, queste cose qua, no, quelli sono micidiali proprio, quelli neanche con la morfina passa il dolore. Sì, sì. No, ma pure io, la verità, sto scendendo solo la mattina per prendere il pane, queste cose qua. Sì, non si sente, avvocato ha preso 4 pillole di morfina e gli tiene dolore. Ma possibile che in Germania andò, non c'hanno un medico buono per farti vedere? Possibile? Eppure è strano, la Germania funziona tutto per bene, diciamo, quindi penso che la sanità dovrebbe essere, non dico proprio un fiore all'occhiello, ma devono essere tedeschi, quindi devono essere bravi al finale. Ci sono state un sacco di volte, sembra tutto perfetto lì, possibile che non riescono a individuare questo dolore da dove viene e dare una cura esatta. Anche perché parliamoci chiaro, la morfina la danno a persone che stanno morendo, si può dire, scusami se ti dico così, eppure il dolore ci calma a queste persone, quindi è una cosa strana un po'. Cioè voglio capire tutti sti cose esterni del disco, sommicidiale, queste cose qua, d'accordo, sì, però ci deve stare qualcosa, non può essere che una pillola di morfina non faccia nulla, cioè secondo me dovresti cambiare dottore e andare da qualche altra parte perché è impossibile. In effetti qua le pillole di morfina le danno per un'altra cosa proprio. Proprio la gente diciamo che purtroppo ha brutti mali, queste cose qua. Quindi mi meraviglio che a te 4 pillole non facciano effetto. Prova a cambiare dottore, non lo so.
perché è molto molto strano. Capisco che le ernie sono micidiali perché sono micidiali. Sì, sì, ti ha letto avvocatella, sì, sì, stai in linea avvocatella, ti ha letto, sì, sì. Quindi è molto strano, boh, meno male. A volte, guarda, io dico che l'Italia, ragazzi, ma come in Italia? Non ce ne stanno, è inutile. Sì, sì, gliel'ho detto, gliel'ho detto. Quindi, secondo me dovresti cambiare ospedale proprio, oppure andare da qualche altra parte proprio, perché oppure vai in Italia, al nord Italia, infatti vai a Brescia, vai a Milano, ti fai un giro e vai a vedere come sta la situazione. Perché è troppo strano che è possibile che non si riesce. Quindi diciamo dalla Germania a Milano ci vuole poco a finale. Non sono tanti chilometri, quindi potresti pure fare un capolino in Italia a vedere la situazione come sta. Perché è strano che tutte queste medicine non si calmi il dolore. Oppure se è proprio forte dovresti farti tipo se so ernia del disco, dovresti farti tipo un'operazione che toglie quella parte del dolore proprio, quindi che la parte diventa diciamo insensibile. È meglio così a sto punto qua. Così perlomeno non senti dolore, diciamo staccare i nervi che portano il dolore. Perché molte persone ho sentito che fanno queste cose, quindi qua in Italia, quando hanno queste patologie di tipo ernia del disco che sono disgraziate, allora loro con una resezione chirurgica operano e tolgono il dolore. Meglio così a sto punto. Tanto credo che sia a livello locale. No, no, io lo dico per te, Andò, perché è brutto che soffri così, quindi io lo dico per te, perché giustamente pure io ho un sacco di amici che hanno questi problemi tipo ernie, 7-8 ernie del disco, queste cose qua, e purtroppo sono ricorsi tutti quanti alle operazioni, quindi hanno tolto proprio il dolore proprio, nel vero senso della parola, perché troppe pillole anche loro prendevano, Toradol, queste cose qua, quindi a un certo punto hanno deciso di operarsi e quindi il dolore è scomparso poi perché loro tolgono proprio la parte dove sta il dolore e la miglior cosa è questa a sto punto. Anche perché sinceramente tu dici io so 15 anni, quindi io, io dopo 2 o 3 mesi già mi sarei fatto operare. È come il mal di mola. Quando ti fa male la mola dico ma tira, la fa, strappa, la fa che vuoi tu, basta che non c'ho dolore. Io avevo un molare. Sì, sì, si vede. Mm, c'è un casino allora. Sì, sì, si vede, avvocate, la tondella nuova. Vabbè, Anto, ti auguro buona giornata, anche se non lo è. Quindi ci sentiamo più tardi, sempre con calza di diretta faccio. Quindi adesso vado a comprare un attimo il pane. Vi saluto a te, avvocatella, quindi ti saluta pure avvocatella. E ci sentiamo più tardi. Adesso scendo un attimo a prendere un po' di pane e subito salgo. Quindi stamattina, oggi faccio il brodo di pollo, quindi oggi leggero, quindi cominciamo un po' di dieta dopo le feste. In attesa poi della Befana, che poi qua è lasagna a finale, la Befana, tutti quanti a fare sta lasagna. No, ok, ho capito. Vabbè, Anto, ti auguro di stare meglio nell'arco della giornata. Ci sentiamo dopo, però sicuramente farò altre dirette, quindi ci sentiremo nel corso della giornata, anche perché per sto freddo sicuramente non uscirò. Esco un po' sotto casa un attimo a pigliare il pane e buonanotte, e poi sto a casa tutta la giornata. Anche perché è bello fuori, però fa freddo la verità, quindi diciamo che stiamo, fammi vedere, stamattina stavamo a 5 gradi, se uno, adesso sicuramente, ancora stiamo a 5 gradi, penso un po', eccolo qua, quindi stiamo a 5 gradi adesso, quindi fa freddino ancora.
massima potrà arrivare a 12 gradi, perlomeno penso sono le 10 e 20 a momenti e ancora segnala 5 gradi. Quindi verso le 14 potrà arrivare massimo a 12 gradi, fa vedere, e poi di nuovo scende. Vabbè, ti auguro buona giornata, Andò, spero che ti passa un pochino e ci sentiamo più tardi. Dai, ciao Avvocatella, ciao Antonio, ciao a tutti ragazzi.